buongiorno. Grazie, conservateli per le autrici che sto per chiamare sul palco. Grazie di essere qui all'Auditorium per Insieme, questa manifestazione sconsiderata che abbiamo messo in piedi con grande passione, Più libri più liberi, Festival Letterature di Massenzio e Libri Come, che hanno deciso di ritrovarsi insieme per la prima volta, tre realtà diverse nel tempo, perché durante l'anno occupano spazi temporali, anche geografici differenti, ma visto che erano state tutte e tre cancellate per la pandemia, abbiamo avuto l'idea, ma anche la fortuna di ritrovarci in questo momento che, lo abbiamo capito, è una finestra tutto sommato fortunata all'interno dell'anno che stiamo vivendo. Nonostante da oggi siano in vigore le mascherine obbligatorie, questi incontri possiamo ancora farli e il pubblico che sta partecipando dimostra che la voglia di stare insieme era soprattutto su questo piano, stare insieme anche tra pochi, con tutte le distanze necessarie, con tutta l'attenzione e la sicurezza che è stata dal primo momento l'obiettivo primario per tutti noi, ma la voglia di stare insieme tra lettori, con gli autori, di ritrovarsi e di riconoscersi, perché abbiamo passato dei mesi difficili, forse qualcosa ancora ci aspetta all'orizzonte, però i libri non ci hanno mai lasciati, ci hanno tenuto compagnia, ci hanno fatto riflettere come sempre fanno e a volte ci hanno anche alleggeriti dalle pesantezze che stiamo tutti sopportando. Questi giorni di insieme sono così un tentativo per tutti noi di provare a immaginare forme diverse, più attente, più responsabili di partecipazione e di condivisione, e gli incontri che seguiranno anche oggi pomeriggio e poi per tutta la giornata di domani, anche se leggete sold out, non sono sold out perché le cose in questo tempo, lo abbiamo capito, non vanno come ci si aspetta, quindi i biglietti sono disponibili per i prossimi incontri, per esempio di oggi pomeriggio con Valérie Perrin, che incredibilmente è riuscita dalla Francia ad arrivare in Italia, come anche Manuel Vilas, che è riuscito ad arrivare dalla Spagna. Ci teneva molto, nonostante i confini siano un territorio molto delicato in questo momento e non per i motivi cui eravamo abituati a immaginarli complicati. Poi c'è anche l'incontro con Scurati questa sera alle 21, sempre in questa sala, perché gli incontri che erano previsti all'aperto sono stati spostati qui per proteggerci da un altro rischio, che era quello della pioggia, e pariamo tutti i colpi cercando di farlo nel modo più agile possibile per tutti, e poi la giornata di domani sarà la giornata conclusiva di questo grande esperimento che stiamo facendo tutti insieme, soprattutto grazie a voi. Chiamo sul palco le due autrici che ora si confronteranno con voi. Stefania Auci, che da marzo aspettavamo per Libri Come, siamo molto felici che sia riuscita a venire per questo incontro. Nadia Terranova, partiremo un libro che in questi mesi era già stato letto, campione di vendite, un bestseller pazzesco e tutti aspettiamo con ansia il seguito, ma è un libro simbolico anche di questi mesi, perché è una delle cose che abbiamo letto con più piacere. Partiremo da qui, immagino, però poi le due autrici si conoscono, si confrontano spesso da una parte e dall'altra del mare. Vi lascio a voi, grazie. Buonasera, è bellissimo vedere che nonostante le norme, le restrizioni posti con tutti questi bollini rossi spaventosi, un po' spaventosi, devo dire, da guardarli così, invece siete comunque tanti. Ed è bellissimo per due motivi: intanto perché si ricomincia piano piano a fare degli incontri in presenza, che con tutto l'affetto per l'online, che ci è stato tanto utile e che anche costituisce un archivio culturale importante di quello che è successo nei mesi scorsi, e ha permesso e permette anche alle persone che magari non vivono nelle città dove si svolgono gli eventi di partecipare e di avere accesso a incontri e discussioni che altrimenti sarebbero lontane. È successo anche a me, e
e speriamo che questa parte venga salvaguardata. Però, come tutti sappiamo, gli incontri in presenza sono importanti, ma è doppiamente bello che siate tanti, perché questo libro di cui andiamo a parlare, I Leoni di Sicilia, non soltanto, come giustamente diceva Rosa Polacco, lo useremo per fare anche una conversazione per scoprire qualcosa di più di Stefania, è uscito 1 anno e mezzo fa e io vanto qui una prima edizione, e lo dico bullandomene, perché di questa prima edizione c'è anche un bigliettino inviato dalla casa editrice di cui non vi leggerò fino in fondo il contenuto, è molto bello, però questo bigliettino non era dentro la prima edizione, questo bigliettino accompagnava le bozze rilegate di questo libro che mi era stato annunciato dall'editore, ma di cui avevo già parlato con Stefania circa 6 mesi prima. Avevo già parlato 1 o 2 anni prima senza sapere esattamente a cosa stava lavorando, e poi a un certo punto, durante un incontro a Palermo che abbiamo fatto insieme, perché Stefania e io ci conosciamo da molti anni, e questo anche lo dico bullandomene, dopo aver intuito da tanto che stava lavorando a un progetto importante, perché come fanno gli scrittori, no? Quando stanno lavorando a qualcosa di veramente importante, di esplosivo, un po' non lo dicono per una forma di scaramanzia, di segretezza, magari il libro non ha ancora un editore, però come gli assassini disseminano delle piccole tracce, e quindi ogni tanto la scoppiettante Stefania lasciava intendere di stare lavorando a un grande progetto, e siccome io conoscevo la sua bravura, la sua serietà e anche il modo infuocato in cui lei si accende sugli argomenti, che poi è uno dei motivi del suo meritatissimo successo, avevo intuito che c'era veramente un progetto grande. Quanto grande non era dato, credo, poi saperlo a nessuno, però che fosse qualcosa di importante. E 6 mesi prima dell'uscita, lei mi aveva detto a Palermo, dopo un incontro per strada, e mi ricordo anche esattamente il punto, in una zona centrale, che stava lavorando a un libro sui Florio. Lo disse proprio così, come se ci fosse qualcuno che dai balconi poteva sentirci e spiare e produrre una copia, un plagio nel giro di pochissimi mesi, e che aveva anche un editore, e che questo editore era Nord. E io conoscevo Nord perché comunque seguo l'editoria. Nord aveva pubblicato romanzi, aveva pubblicato anche dei libri per ragazzi che avevo, però non mi aspettavo questo cortocircuito, perché appunto era anche per lei un cambio di editore. Mi sembrava una cosa molto bella. Cambiare editore a un certo punto nella vita di una scrittrice, di uno scrittore, può essere una cosa molto feconda, perché Stefania, anche se chiaramente la maggior parte dei lettori oggi la conosce giustamente con I Leoni di Sicilia, era già una scrittrice che aveva fatto un bellissimo lavoro sulla sua scrittura, ed era una scrittrice comunque interessante, di quelle che si dice appunto in ambiente editoriale che andavano tenute un po' d'occhio, per diversi motivi. Intanto perché aveva avuto il coraggio di lavorare sul genere letterario, e questa è sempre una garanzia di qualità, è sempre una garanzia di qualità, nonostante vada molto di moda intellettualisticamente, lo dico nel senso dispregiativo, dire il contrario. Non so se ci avete fatto caso, ma per dire di un libro che è bello, di un libro di genere, si dice ma non è soltanto un giallo, un rosa, un libro sentimentale, un libro per ragazzi, come se tutti i libri belli di genere, per essere belli e per essere per tutti, dovessero scavalcare il genere. Allora io mi farei 2 domande: forse non è così, forse la verità è che i generi letterari esistono, servono a qualcosa, è più difficile scrivere un libro di genere bello per uno scrittore, perché significa avere umiltà, avere capacità di asservire il proprio stile senza banalizzarlo, senza piegarlo, ma ha una storia che è quello che poi si consegna ai lettori, e poi perché con i generi letterari sono formate e sono cresciute intere generazioni. Quindi Stefania era già una bravissima scrittrice di genere, e non solo di genere, non lo dico in quel senso, ma nel senso che aveva proprio anche scritto dei libri che non erano necessariamente in quell'area. Aveva dimostrato grande capacità di padroneggiare le storie, grande capacità anche di appassionarsi alla materia che scriveva. Quindi quando mi disse questo, Florio, io poi sono siciliana, ma sono siciliana orientale e lei è siciliana occidentale, praticamente stanno parlando Berlino Est e Berlino Ovest. Io credo che Russia e America avessero più cose in comune di quante ne potrebbero avere le 2 parti della Sicilia. Ciò nonostante, proprio per questo, siccome crediamo nella pace del mondo, noi siamo amiche da diversi anni e ci sono degli argomenti su cui sorvoliamo, diciamo, perché tipo arancino e arancina. Io però sono arrendevole, perché vi consegno il femminile, giusto perché, essendo femminista, pure se nella mia parte di Sicilia si dice al maschile, non posso bocciare una parola femminile, quindi va benissimo. Allora, la prima domanda che voglio farti, ovviamente
è inutile, oggi ci siamo incontrate tante volte a parlare di questo libro, a parlare di altri libri, nel frattempo insomma, abbiamo fatto degli incontri in cui sempre ci siamo messe in discussione, e il libro credo che di cosa tratta lo conoscete tutti. Parleremo magari di alcune parti, perché io ho sempre ancora delle domande, nonostante sia passato 1 anno e mezzo e abbia conversato con Stefania sui Florio almeno 3 volte. In questo 1 anno e mezzo, tra online e incontri dal vivo, non si può prescindere totalmente dal libro, ma vorrei partire dal punto dove siamo adesso, dal presente come osservatorio. 1 anno e mezzo dopo, dici tutto di questo 1 anno e mezzo, del prima e poi vabbè, del dopo, magari dopo. Ma intanto vorrei iniziare con una domanda che faccio io a te. Mi vuoi sposare, cara? Io pensavo che era già cosa fatta, non avevo fatto quella fuitina che no, voleva. No, Va bene. no. Comunque, noi siamo una coppia di fatto, ecco, diciamolo veramente. No, al di là di tutto, la cosa bella è che, ecco, questo ci tengo a dirlo, quando Nadia parla di me, io so che ne parla perfettamente con lo spirito di chi... se deve dirmi che c'è qualcosa che non va, me lo dice senza problemi. Questa è stata una delle cose che ci siamo dette durante una conversazione telefonica, quando le ho chiesto se potevamo farle avere le bozze. Le ho detto: Nadia, con la preghiera, che se secondo te c'è qualcosa che non va, che non ti piace, che non ti convince, parliamone serenamente. Io mi fido molto di te, perché comunque al di là della stima e dell'affetto nei confronti della persona, ho una stima enorme nei confronti dell'autrice, della persona di immensa cultura con cui mi trovo ad aver questo grande legame di amicizia e di stima. E all'epoca, insomma, Nadia mi disse una cosa bellissima, che non riferisco, perché a volte le cose belle devono essere tenute per sé, non devono essere sciupate, però mi ha detto una cosa però bellissima. una la dico io l'ho chiamata perché dopo che l'ho letto non ce la facevo mandarle un messaggio, cioè era troppo bella l'emozione e anche la sensazione che avesse creato veramente qualcosa di interessante, di gigantesco, di grandioso, e le ho detto, una scrittrice a volte deve usare le parole più semplici: Stefania, questo libro spacca. Non sapevo come altro dirlo, scusate. Ed è stata una di quelle telefonate che io stavo col telefono in mano, del tipo: ma sei sicura? Ma è vero? Direi che avevo ragione. Avevi ragione, devo dire la verità, avevi ragione. Dopo 1 anno e mezzo sono cambiate molte cose, sono cambiate molti aspetti della mia vita, non sono cambiate le cose importanti, perché il successo, io sono convinta di questo, il successo è un po' come un'onda, va e viene, non è qualcosa che dura, non dura sempre allo stesso modo, può variare, può cambiare anche in relazione alla sensibilità che hanno i lettori, quindi alla fine la cosa che cerco sempre di tenere presente è quello che mi spinge a scrivere, cioè il bisogno di raccontare le storie. Il bisogno di mettere gli altri attorno al fuoco e raccontare qualcosa che magari non sanno o che sanno in maniera differente, ed è la cosa che probabilmente mi piace di più, che mi ha portato e mi porta talvolta a scrivere fanfiction sotto pseudonimo, per avere proprio la totale libertà di potermi muovere, di poter esplorare il genere. Tu hai fatto una premessa molto, molto utile, secondo me molto significativa, proprio per quanto riguarda il genere e la scrittura. Spessissimo c'è da parte di molti l'idea che il genere sia automaticamente qualcosa che va ascritto nella serie B, C, D o Z della scrittura, ma non è così. E personalmente ritengo che, per esempio, uno dei grandi maestri della scrittura oggi sia proprio uno dei grandi autori di genere, cioè dire Stephen King. Io quando leggo King mi metto in rigoroso silenzio, in rigoroso ascolto di quella che è la sua enorme capacità di, con una sola frase, fotografare un mondo, con una sola espressione di riassumere una gamma di emozioni che non hai bisogno di analizzare con tante parole, con tanti concetti. Hai un flash, hai un'indicazione forte che ti arriva soltanto da quello. E ritengo che il genere sia una ottima palestra. Per me personalmente è stata tale, perché mi ha insegnato a gestire il ritmo della narrazione, a caratterizzare con pochi elementi i personaggi, a rendermi conto di quanto sia importante
per il lettore avere le coordinate del luogo fisico in cui si svolge l'azione, che non significa descrivere minutamente o necessariamente minutamente tutto quello che c'è nella stanza, però dare quelle indicazioni di modo tale che il lettore possa avere come dire, una sorta di specchio in cui poter trasferire le proprie emozioni, i propri ricordi, perché no, anche proprio quella gamma di ricordi e di emozioni che appartengono a lui in quanto persona. Quando si legge un libro, quando ci si accosta a un testo, noi non dobbiamo mai dimenticare che il lettore entra nel testo con tutto se stesso, quindi con i ricordi, appunto, con ciò che è diventato negli anni, con quello che è inciso sulla sua personalità, con quello che lo ha formato anche in termini culturali, in termini di lettura, in termini di vissuto. Quindi il libro alla fine, la lettura dei libri alla fine è fatta un po' a metà strada tra quello che è il lettore che ci mette e quello che ti fornisce lo scrittore. Per cui talvolta, questo ecco, per me è importante, una porzione per me è molto importante che soprattutto valorizza il ruolo che ha il lettore più ancora dello scrittore. Se un lettore non ama un testo, se un lettore non lo gradisce, probabilmente perché certe cose non risuonano in lui, che non è una colpa, un insulto, un qualunque altra cosa, è proprio il rendersi conto che è una questione proprio, dicono gli inglesi, di matching, no? Di incontro. Probabilmente in quel momento non ci si è incontrati. Lettore e scrittore non parlavano lo stesso linguaggio, non parlavano lo stesso, o non avevano lo stesso codice, ecco. E quindi il libro magari al lettore non è piaciuto per questo motivo. Ripeto, rientra, e questo lo dico da lettrice prima ancora che da autrice, rientra nell'ambito del normale vissuto che ha un lettore dell'incontrare i propri libri, che incontrare le proprie letture. Io ringrazio sempre chi ha letto il mio libro perché non soltanto mi ha regalato questo successo, questa visibilità, e non utilizzo la parola regalato a caso perché ogni cosa che arriva nella nostra vita è sempre un dono, soprattutto se isperato. Lo ringrazio anche per avermi dato la possibilità di donare a loro qualcosa che probabilmente in realtà già loro avevano dentro, cioè di permettermi di aiutarli a vedersi in maniera differente. Questa è una cosa che mi hanno detto diversi lettori e diverse lettrici, il ricordarsi e ritrovarsi all'interno dei personaggi e delle situazioni. Infatti vorrei restare ancora qui perché Paolo, Vincenzo, Ignazio sono diventati dei personaggi, sono entrati nelle case di tantissime persone. Evidentemente questo matching ha funzionato nella maggior parte delle persone che si sono accostate al tuo libro e credo che uno dei più grandi pregi della saga dei Florio sia aver reso vividi dei personaggi di cui anche noi stessi siciliani, appunto dicevo prima, per esempio in Sicilia orientale, la magia dei Florio è molto meno sentita rispetto all'Occidente, quindi per me è stata una scoperta, nel senso che i Florio sì, erano qualcosa che apparteneva a Palermo, a Trapani, a Favignana, ma non era qualcosa che arrivava davvero a lasciare delle tracce nella mia parte di isola, ma naturalmente essendo anche la loro importanza nazionale in realtà anche sì, però è stato da un certo punto di vista familiare e da un certo punto di vista esotico il viaggio all'interno di questa famiglia, è stato e sarà, perché sappiamo tutti e siamo in attesa poi del secondo volume. Questi personaggi, anche le donne, soprattutto le donne, sono veramente entrati nell'immaginario ormai, no, di tantissimi lettori e invece com'è stato concepirli prima e soprattutto adesso tu li senti staccati da te, adesso che li hai salutati? Io ricordo una cosa, quando io ho finito di scrivere questo volume, la prima stesura di questo volume, io ricordo di essermi fermata, aver cominciato a piangere, a singhiozzare tantissimo, perché c'era il distacco, perché c'era il lasciarli andare, un po' una sorta di pianto che non è soltanto liberazione, ma è proprio un tagliare le radici di qualcosa che comunque ti appartiene in una maniera talmente tanto intima, definitiva, profonda, che non puoi spiegare a parole, ce la devi proprio vivere. E questa stessa sensazione si è verificata al momento in cui ho messo fine, in pieno lockdown, adesso lo posso dire, ho messo fine al secondo volume, che adesso sto rivedendo, riscrivendo, rilavorando, perché comunque voglio che sia
fatto al meglio. E io quando penso alle loro vite, alle loro storie, non li concepisco mai del tutto come qualcosa di staccato da me, perché qui faccio un paragone che magari farà storcere qualche naso, però è quello che probabilmente è più calzante. Ciascuno di loro ha una sorta di Horcrux, per citare Harry Potter, una piccola parte di me all'interno di ciascuna figura. E se nel caso appunto dei leoni numero 1, Vincenzo sicuramente ha alcuni aspetti come la determinazione, o anche Giulia che ha questa capacità di amare al di là delle apparenze, ecco. Dall'altra parte è stato ed è tutt'oggi difficile trovare il modo in cui posso dare qualcosa di mio a chi sto ancora vivendo, perché io in realtà quando scrivo non mi sento come qualcuno che scrive e basta, mi sento come qualcuno che vive all'interno della storia, come se ci fosse una sorta di seconda stanza nel mio cervello in cui io mi muovo, in cui io come se fossi appunto una sorta di spirito all'interno della storia, per cui per me non sono più soltanto personaggi sulla carta, ma sono persone con cui io vivo, sono esseri umani con emozioni, con sentimenti, con riferimenti forti che io ho bisogno di sentire mie e di portarli poi su carta. È un concetto un po' particolare, magari se c'è lo psichiatra in sala mi dirà questa è schizofrenica, ci può anche stare. Però rientra proprio in questo, nella forza, nel bisogno che io ho di sentire personaggi come qualcosa di mio. Ed è poi a quel punto, nel momento in cui capisco che veramente sono pronta a lasciarli, che il libro è finito. E su questo una domanda proprio per entrare visto che anche hai detto prima, no, che durante il lockdown avevi messo un punto alla prima stesura, però qualcuno diceva che la prima stesura è shit. Cioè, è che totalmente. E che la scrittura in realtà comincia quando hai finito la prima stesura. Perché succede questa cosa molto magica, no? Arrivi alla fine della prima stesura e dici: ma io quando l'ho scritto questo libro? Cioè, in realtà la vita è continuata, sei andata a fare incontri in pubblico, hai vissuto in famiglia, con gli amici, con i fidanzati, così ti sembra di non avere scritto niente, e poi a un certo punto, mese dopo mese, anno dopo anno, metti punto e dici: questa è una magia. Però il sollievo dura 3 minuti, perché poi inizia la vera scrittura del libro. Allora, questo è come la vedo io. Entriamo nell'officina di Stefania Auci. Dici. Cioè, è verissimo, tutto quello che tu hai detto è profondamente vero, perché proprio la cosa più tragica è proprio questa, è il momento in cui tu metti la parola fine, fai il pianto liberatorio, vai a dormire, che non riesci a dormire perché quella notte di solito guardi il soffitto, il mio soffitto peraltro è blu, quindi fissi il soffitto e dici: oh mio Dio, ho finito, mio Dio, ho finito. La mattina ti alzi, riapri il file e dici: ma che sta schifezza? Cioè, è terribile, cioè proprio senti il peso dell'inadeguatezza, diventa una cosa anche abbastanza pesante psicologicamente, per cui soprattutto i primi giorni sono tutti dedicati al rileggere quello che hai fatto prima di mandarlo all'editore, già immaginandoti che cos'è questa cosa, ecco, non è possibile. Però lo fai perché te lo devi e glielo devi. Prima ancora che a chiunque altro lo devi alla storia che stai scrivendo, al rispetto che tu hai per la storia che stai scrivendo. E poi lo devi perché se sei una persona perfezionista, se hai la passione per quello che fai, se soprattutto hai il rispetto per chi lavora con te sul libro, allora capisci che devi tornare sulle pagine, riscrivere, rilavorare, modificare. Diventa a quel punto... Senti davvero la responsabilità del raccontare una storia. Il raccontare non è soltanto, ecco, questa è una cosa che per me è importante, non è soltanto è successo questo, è successo quest'altro, è successo quest'altro ancora fine. È il restituire nella maniera più corretta e piena possibile la cifra di un'epoca, dello spiegare perché, se queste cose sono successe in questo modo, sono successe perché c'erano delle motivazioni alla base.
Se una persona ha avuto un dato tipo di condotta, non l'ha fatto perché era mosso da alcuni istinti, lo ha fatto perché si richiedeva a livello sociale che avesse questo tipo di condotta e così via. Quindi dare una spiegazione che non sia limitata alla stricto senso proprio alla vicenda in sé, ma il quadro dell'epoca, il quadro in cui nel caso di specie appunto i Florio si muovevano. Se, lo dico così per essere più chiara, perché a volte mi rendo conto di essere un po' involuta, se Vincenzo Florio si comporta in una determinata maniera sugli affari o nella relazione personale che ha con Giulia, non è perché si tratta di un uomo insensibile e senza scrupoli, lui è anche un uomo insensibile e senza scrupoli, ma all'interno di un contesto storico, sociale, politico in cui si richiedeva questo tipo di atteggiamento. Se il figlio Ignazio sceglie di sposare una donna nobile per appunto nobilitare la famiglia, per portare lustro alla famiglia, non lo fa soltanto perché c'è una spinta sociale che lo porta ad avanzare da un punto di vista proprio di scala sociale, lo fa anche perché c'è alle spalle tutto un bisogno familiare di riconoscimento, c'è alle spalle un bisogno di nobilitare la propria ascendenza e la propria discendenza, quindi una sorta di duplice responsabilità. Chi scrive, a mio avviso, deve essere responsabile delle parole che scrive. Noi non possiamo mai pensare, non dobbiamo pensare che le nostre parole siano limitate a un romanzo, anche quando si dice sì, è un romanzo storico, un romanzo d'ombrellone, un romanzo piacevole, è verissimo, per la carità, però rientra sempre in me uno spirito profondo di rispetto e di responsabilità per quello che scrivo, perché la mia idea è quella di comunicare, faccio un esempio anche lì molto, molto lineare, di comunicare il fatto che in Sicilia poteva farsi impresa, di comunicare l'idea che c'erano delle figure che potevano davvero realizzare una svolta economica all'interno di un contesto sicuramente difficile, qual era quello della Sicilia borbonica, soprattutto nella prima parte dell'Ottocento. La mia responsabilità è quella di essere il più veritiera possibile, il più oggettiva possibile. E penso che oggi alla fine l'importanza, il peso, il ruolo della scrittura sia proprio questo, cercare di dare il ritratto più possibile, fedele, e del momento storico che stiamo vivendo, e del momento storico che ci siamo, dei momenti storici che ci siamo lasciati alle spalle, vivendoli però non con l'atteggiamento di un uomo che vive nel 2020, ma cercando il più possibile di calarsi all'interno di quella realtà, di quel dato contesto, di quella data e fase storica. Per questo parlavo di schizofrenia poco fa, più o meno scherzando, perché talvolta davvero è come se mi trovassi divisa in due, tra il cervello di una Stefania attiva, presente, appunto, una donna che vive nel 2020, quindi con grande dinamismo, dall'altra parte mi rendo conto che non posso applicare le mie categorie di pensiero a donne che sono vissute alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, che per quanto potessero essere moderne, aperte o comunque dinamiche, a loro volta erano sicuramente estremamente differenti da me, erano estremamente più legate a dei topoi sociali e comportamentali che io oggi faccio fatica a comprendere, ma io devo mettere da parte la mia fatica, io devo essere quella che prende questi modelli, li fornisce al lettore senza giudizio, facendogli vedere qual è il cambiamento vissuto, nel caso di specie, dalle donne dall'Ottocento fino ai primi del Novecento. Come lavori dal punto di vista della documentazione, cioè sia per quello che riguarda proprio gli eventi storici e familiari a cui fai riferimento, ma anche per tutto il contesto, no? Perché quando noi scriviamo di un personaggio vogliamo sapere tutto di quel personaggio, cosa mangia, come si veste, e quindi c'è necessità, io penso, quando si ambienta una storia in un tempo che non è il nostro, di sapere anche dei dettagli che non necessariamente utilizzerai, ma che ti servono per avere il più possibile il quadro intorno e dentro la persona che stai mettendo in azione, no? Sì, e da questo punto di vista io mi ritengo abbastanza fortunata perché se da una parte ho una editor straordinaria,
fantastica, io proprio posso semplicemente, come dire, alzare peana nei confronti di questa donna che è Cristina Prasso, che mi ha aiutato tantissimo, soprattutto in questi mesi, fornendomi quella documentazione che diversamente e difficilmente avrei potuto trovare, soprattutto per quanto riguarda il materiale giornalistico. Dall'altra parte c'è anche un'altra persona che mi sta aiutando, che mi sta guidando nei meandri della società dell'epoca, dandomi quella serie di consigli, di sfumature, di attenzioni dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, perché no, comportamentale, dei dati che, come dicevo, ho difficoltà nella mia esperienza a trovare. E sicuramente è l'aspetto più importante oggi per me è proprio questo punto, quello di riuscire a trovare il feeling, la giusta sensibilità tra il dato storico, il dato cartaceo e il dato sociale. Questo a differenza del primo volume, perché mentre nel primo volume paradossalmente c'era sicuramente più materiale, anche da un punto di vista anche sociale, però lato senso inteso, nel senso di comportamenti, atteggiamenti, modi di fare, erano già più codificati, si sapeva di più. Peraltro si parte da un contesto molto popolare, quindi questo tipo di atteggiamento, questo tipo di vissuto si è conservato in una maniera molto forte. Invece il passaggio di questa famiglia che la porta proprio a diventare poi una famiglia di alta aristocrazia, perché per quanto si nascano borghesi, di fatto poi i Florio, soprattutto nella generazione del senatore Ignazio e poi quella che è la generazione del mito, quindi con Franca Florio, loro assumono stilemi comportamentali tipici dell'alta aristocrazia europea, non più soltanto italiana. Quindi il passaggio è forte, il passaggio è notevole. E la documentazione serve proprio a questo. Se da una parte ho un articolo di giornale in cui mi si descrive la tenuta, le mise delle dame, dall'altra parte per me è altrettanto necessario sapere come si ponevano a tavola le posate. Perché anche questo cambia con il tempo, anche questo cambia con la sensibilità sociale, con anche le esigenze della vita di oggi, che è radicalmente diversa rispetto a quella che poteva essere la vita di una famiglia di alta borghesia della fine dell'Ottocento. Quindi la documentazione è particolarmente importante, anzi è fondamentale, preziosa ed è una parte essenziale del lavoro che io porto. Rappresenta non soltanto lo scheletro, rappresenta anche il sostrato su cui i personaggi / persone si muovono, vivono, respirano. Io non riesco, faccio un piccolissimo spoiler, ecco, io non riesco ad immaginare, non riesco a non vedere il senatore Ignazio che si muove nella grande villa dell'Olivuzza senza sapere che era attorniato da capolavori d'arte, che aveva una collezione di pezzi di porcellana di Capodimonte. Servono perché attraverso gli oggetti tu definisci la persona. Se una persona si circonda di oggetti che non sono soltanto lussuosi, quindi non sono soltanto indice di un potere economico, ma sono anche belli, sono anche raffinati, tu indichi anche la sua preparazione, la sua sensibilità al bello, la sua sensibilità culturale. Ed è per questo che si può parlare veramente di ricostruzione. Certo, gli oggetti parlano quando si inserisce una descrizione, uno scrittore bravo, una scrittrice brava non mette mai una descrizione che è soltanto ornamentale, ma sta comunicando qualcosa, stai dicendo qualcosa che è anche quella azione narrativa. Senti, al di là della tua scrittura, su cui i complimenti non puoi farteli da sola, ma te li faccio io, quale pensi che sia invece proprio nella storia dei Florio
il motivo del successo che ha avuto adesso, in questo anno. Prima parlavi del tempo passato e del tempo presente. Allora, è chiaramente una grandissima storia ed è anche una storia molto particolare per la Sicilia, perché, e questo è stato detto spesso, l'elemento inatteso nella storia dei Florio, il primo è che di solito diciamo, la ricchezza siciliana è stata vista sempre come una ricchezza di discendenza feudale, quindi immobiliare, una ricchezza immobile che tendeva a decadere. Tutti i grandi romanzi, le grandi saghe siciliane sono delle grandi storie di decadenza, dai Vicere al Gattopardo. Qui invece abbiamo una storia di ascesa e abbiamo una storia di mobilità sociale, quindi questo senz'altro è un elemento oggettivo. Però perché questa storia ora, in questi anni, fa presa, secondo te? Ma probabilmente perché c'è da parte dei lettori il bisogno di trovare qualcosa che dia speranza, che poi un po' sorrido perché una speranza fallace, visto poi come finisce la storia dei Flori, e finisce in una maniera anche abbastanza drammatica, rovinosa, anzi si associa in un certo senso a quello che è appunto le grandi storie delle famiglie siciliane. Tu hai parlato appunto del Gattopardo, hai parlato dei Viceré. Io soprattutto con il Gattopardo ho un legame abbastanza forte e devo dire che sebbene con caratteristiche ovviamente molto differenti, e fermo restando che Tomasi di Lampedusa è la seta e io sono la paglia, ci tengo a precisarlo e a dirlo, dico, c'è proprio secondo me questo legame, questa sorta di parallelismo che si può fare. Quando io penso appunto a Bendicò che finisce nella polvere, proprio nel finale, nell'epilogo del romanzo, non posso non pensare al fatto che i mobili della villa dell'Olivuzza andarono all'asta nel 1921 in un'asta pubblica molto, come dire, anche penosa. Non posso non dimenticare che il leggendario Collier di perle di Francaflorio fu venduto all'asta a Roma per sanare debiti di famiglia. E quindi davvero c'è un finire nella polvere, nel dimenticatoio, un subire una sorta di damnatio memoria che poi rappresenta veramente forse la grande punizione, la grande nemesi del destino. Quando penso veramente al perché, ogni tanto mi faccio appunto questa domanda, perché questa storia è piaciuta? Come dicevo proprio all'inizio, probabilmente perché le figure che descrivo offrono degli appigli per i lettori per potersi identificare o comunque trovare parte della propria storia che si riflette nel loro vissuto. Ma dall'altra parte io credo che ci sia anche la voglia, proprio il bisogno di trovare qualcosa che porta un po' di speranza, che porta anche la capacità di riuscire a vedere che i sacrifici comunque pagano. Poi anche lì ci sarebbe da aprire una grande parentesi e chiedersi in che termini i sacrifici pagano, quanto è il prezzo che siamo disposti a pagare per affrontare delle rinunce, quanto è alto, ne vale davvero la pena, quanto siamo disposti noi a sacrificare delle nostre aspirazioni, dei nostri desideri, della nostra, di quello che avremmo voluto essere che non siamo stati in grado di essere, perché la famiglia magari ce lo chiede, perché ci si obbliga ad essere qualcosa che non si voleva essere, ed è talmente tanto forte la spinta da questo punto di vista che poi ci si nega in radice persino di aver provato un determinato tipo di desiderio, di aver provato un determinato tipo di spinta verso qualcosa che era differente. Io non posso non immaginare che gli eredi della famiglia abbiano provato, secondo me, in certi momenti anche questo, il peso del cognome, il peso di un'eredità da un punto di vista psicologico talmente tanto pesante che comunque non poteva in alcun modo essere eliminato. E dall'altra parte sicuramente ci sono queste figure di donne che mi hanno sempre colpito, in realtà sin da Giulia per arrivare poi anche a Giovanna Dondes e fino ad arrivare a Franca, sono in realtà delle donne che vengono da fuori rispetto al clan, ma vengono da fuori non soltanto perché appunto non fanno parte della famiglia, ma perché vengono da fuori proprio a livello di mentalità. Perché se da una parte abbiamo Giulia che addirittura viene da Milano, quindi
un contesto sociale molto differente. Poi abbiamo Giovanna Dondes, che invece è legata a quelli che erano i comportamenti, gli stilemi tipici della piccola nobiltà siciliana, fino ad arrivare a Franca, che a sua volta è esponente della nobiltà siciliana, eppure è stata educata e vive in una maniera molto diversa rispetto a quella del marito. Si tratta di donne che sono complementari ai propri compagni, ma nello stesso tempo sono estremamente differenti, portano un arricchimento, perché la differenza porta comunque un arricchimento, porta una nuova forma, una diversa forma di bellezza interiore. Però mentre Giovanna e Franca alla fine sono molto legate alle forme sociali, al rispetto della forma sociale, fin quasi ad esserne schiave, perché se da una parte abbiamo una donna come Giovanna Dondes che accetta questo matrimonio e accetta di sposarsi con un borghese, sia pure con determinati limiti, e poi dall'altra parte abbiamo una donna come Franca che soprattutto nella prima parte della sua vita matrimoniale accetta anche i numerosi tradimenti e il comportamento non sempre consono del marito. Dall'altra parte invece all'inizio abbiamo appunto Giulia Rachele Portalupi, che invece fa una scelta controcorrente. Io non posso dimenticare il mio stupore, una cosa che tutt'oggi mi porto dentro, quando penso che questa, oggi la definiremmo ragazza di 25 anni, allora era comunque una donna matura, quasi attempata, decide di avere una relazione con quest'uomo che era per di più un borghese. Lei ha davvero fatto il passo avanti, ha fatto una scelta molto forte, che è quella di porsi al di fuori della rispettabilità sociale, e lo ha fatto per un legame affettivo forte, perché credo che nessuno potesse accettare di versare in una situazione di concubinato per 7 anni dopo aver avuto dei figli ed essere, come dire, di mantenere questo aplomb, questa tranquillità. Di Giulia io ho sempre avuto una stima fortissima. Ho sempre pensato che in realtà fosse una donna che era in grado di guardare oltre le apparenze, ed era una donna anche in grado di superare i limiti. Ecco, se proprio dovessi fare una sorta di specificità per quanto riguarda i propri personaggi, se da una parte abbiamo Vincenzo, che è l'uomo che non guarda in faccia a nessuno pur di raggiungere il proprio obiettivo, dall'altra parte abbiamo Giulia che accetta quest'uomo con tutti i suoi difetti, con tutte le sue manchevolezze, con tutte le sue storture, e lo accetta proprio perché, almeno dal mio punto di vista, è una di quelle donne che sa che l'uomo che ama non può essere cambiato, non deve essere cambiato, perché altrimenti sarebbe qualcosa di diverso. Invece lei lo accetta così per com'è. Non è detto che gli vada bene, perché non gli va bene, però sa anche che non può cambiarlo, e sommessamente a volte penso che lei in realtà neanche volesse cambiarlo, perché lei ha preferito stare accanto a quell'uomo così per come era. È un'idea che mi sono fatta poi via via nel tempo, pensare questa coppia, questa che erano poi la coppia dei capostipiti, come due figure dotate di una particolare forza, di un particolare rigore morale, a loro modo sicuramente discutibile, però dotate di una forza che era fuori dal comune. Non so se notate, veramente sembra che siano qui con noi i personaggi di Stefania. È bellissimo sentire parlare una scrittrice con questa intensità delle persone di cui si è occupata e dei personaggi che ha creato, e anche questo continuano ad andare dalla storia alle pagine del suo romanzo, e sei proprio entrata dentro queste vite. Questa cosa anche a distanza di anni, è vero che sei tornata adesso e che praticamente non ti stanno più abbandonando. Tu sei il fantasma dei Florio, sì, adesso certo loro sono i tuoi fantasmi. A volte mi sento un po' come, giusto per fare delle citazioni cinematografiche che fanno un po' schifo, come direbbe qualcuno, mi sento un po' come Rosa alla fine del film Titanic, quando si muove per le scale, quando praticamente si capisce alla fine del film che è morta, ecco. Quindi mi sento ogni tanto un po' come Rose che torna sul Titanic e vede tutti i fantasmi di quelli che sono annegati, ecco.
sembra una cosa bellissima, anche perché comunque è bello anche l'esempio, perché chi scrive e chi si occupa di storie che tira fuori dall'oblio, in questo caso non chiaramente da un oblio, ma da una specie di semisommersione, fa proprio questa operazione di salvataggio, no? Quindi prendi e li porti al sicuro, li metti da una parte sulla terraferma e dai loro la possibilità di esistere di nuovo. Voglio chiederti ancora una cosa sulla lingua del romanzo, perché e soprattutto sul dialogo interno al romanzo, le tue scelte tra lingua italiana e lingua siciliana. Non voglio dire dialetto perché c'è ovviamente una scelta precisa e linguistica di una delle nostre lingue isolane. E tra l'altro c'è un motteggiare che, come saprà chi l'ha letto, introduce tutti i capitoli e che è sempre siciliano. E quindi volevo chiederti come avevi lavorato, considerato anche che parliamo di un siciliano di un bel po' di tempo fa, quindi se avevi fatto delle ricerche anche linguistiche o se ti eri basata sul nostro attuale. Su uno dei nostri, perché ovviamente appunto è inutile che ripeta che Stefania e io non parliamo lo stesso dialetto, ci capiamo, abbiamo molte parole in comune, ma comunque non parleremmo lo stesso dialetto. Vabbè, no, tu hai la parlata cantata, io la parlata aperta. Anche io ce l'ho aperta, vero? Sì, anche tu canti. No, sì, vabbè, infatti, dico però un po' meno, anzi, cioè giusto per la serie il siparietto. No, vocali chiuse non ce ne sono in tutta l'isola. Non ce n'è una, proprio mi dispiace, sono fuggite. Anzi, infatti, cioè proprio lasciamo stare. Io stavo pensando al discorso della lingua, in realtà dipende moltissimo dalla lingua che io ho sentito parlare sin da quando ero molto piccola. Io ho avuto genitori anziani e sono vissuta con una nonna, anche lì, molto anziana. Quindi per me il dialetto era ed è e rimane una delle lingue fondamentali di espressione, tant'è che poco fa ci siamo salutate in una maniera molto colorita che ha fatto un po' sorridere, appunto utilizzando il dialetto e non soltanto il dialetto. Quindi la lingua siciliana che si ritrova nelle pagine è una lingua ripulita della Sicilia occidentale. Ci sono indicazioni di trapanese, ci sono indicazioni di palermitano, è anche altrettanto vero che è stata un po', appunto, come dicevo, ripulita perché altrimenti non sarebbe stata facilmente comprensibile altrove. La cosa che ho scoperto con estremo stupore è che paradossalmente veniva capita meglio al nord e veniva capita assai poco al sud. Ci sono dei nostri conterranei che affermano di non capire quello che io ho scritto in dialetto e questo mi fa capire che probabilmente il dialetto che io ho conosciuto e ho sentito sin da piccola era davvero molto, come dire, si è preservato, ecco. Per quanto riguarda la ricerca linguistica, in realtà poi mi sono appoggiata molto soprattutto per quanto riguardava la corretta scrittura dei termini sul vocabolario siciliano-italiano, il mortillaro, che rimane uno dei libri che ho messo lì sul piano di lavoro ed era un vocabolario di mio padre, per cui ci sono particolarmente legata. E soprattutto c'è stata una scelta ben determinata, a parte l'indicazione dei proverbi all'inizio di ogni capitolo, che mi serve un po' per dare lo spirito di quel capitolo. Dall'altra parte c'è la volontà di consacrare l'utilizzo del dialetto soprattutto al parlato, al colloquiale per definire personaggi. Sembrerà un escamotage facile, in realtà è tutt'altro che facile, perché il dialetto presuppone intonazione, comportamento, atteggiamento, un insieme di linguaggio verbale e non verbale che è stato abbastanza difficile in realtà da rendere sulla pagina scritta. Differente ovviamente è l'utilizzo di altre forme, l'italiano standard che viene consacrato soprattutto nelle parti narrate o comunque in alcuni dialoghi. Anche talvolta gli stessi dialoghi in italiano però risentono dei costrutti verbali tipici del dialetto siciliano, anche lì quindi c'è stata una sorta di gradazione. Io non ho voluto fare come ha fatto il sempre grande maestro Camilleri, che ha creato questa sorta di neolingua, una lingua mista tra il dialetto e l'italiano. In primo luogo perché
di Camilleri ce n'è uno e quindi rimane santo e sacrosanto e io non mi potrei mai permettere di fare un lavoro del genere. E poi perché non lo ritenevo utile per la storia. E anche un po' questo discorso dell'utilità si lega anche un po' alla scelta del tempo verbale. Ho scelto il presente storico perché, a parte che avevo provato a scrivere al passato e non suonava, cioè proprio non c'era la storia, non la sentivo, mi sono resa conto che il presente storico permetteva un impatto, un coinvolgimento e soprattutto una capacità di resa, cioè proprio una resa della storia molto più forte. Cioè chi legge nel presente storico, ripeto, prova, almeno io spero che provi la stessa sensazione che provo io nel vedere le immagini che mi scorrono davanti, nel sentire le emozioni delle persone di cui io parlo e che metto semplicemente su carta. Io l'ho detto moltissime volte e continuerò a ripeterlo, io sono semplicemente un tramite tra una storia che già esiste e una pagina scritta che non aspetta altro che accogliere questa storia. Chi scrive ha la responsabilità nei confronti dei lettori, ma neanche nei confronti della storia, dell'essere il più fedele possibile, dell'essere il più coerente e realistica possibile. La fedeltà non è soltanto l'essere pedissequamente aderente agli eventi, perché a quel punto allora uno legge un saggio, ha un apparato di note, ha una richiesta, ha una serie di ricerche. La fedeltà, a mio avviso, è essere fedele allo spirito di un'epoca, allo spirito dei singoli personaggi, allo spirito anche di una storia che magari non si sarà svolta esattamente in quello stesso modo, ma la cosa fondamentale è restituire il respiro, restituire l'aria, restituire gli odori, i suoni, perché no, anche le sensazioni fisiche che si provano. Non è difficile da spiegare, a volte mi rendo conto, magari posso sembrare cervellotica, ma non è soltanto un lavorare sull'emozione del lettore, è un fare vedere al lettore cosa significa essere in quella data storia in quel momento, cioè portarlo fisicamente nella storia e sostituirsi a me che ho scritto, che ho fatto il fantasma, chiedere al lettore di essere il fantasma a quel punto. Brava. Temo, io vorrei ascoltarti per altre 206 ore, ma temo che dobbiamo avviarci verso la chiusura, però ho altre 2 domande da farti. L'ultima sarà molto rapida, la penultima forse anche. Allora, vorrei chiederti, ovviamente presenti esclusi, in questo momento ci sono tante scrittrici e scrittori siciliani che esprimono non soltanto province e quindi parti dell'isola diverse, ma anche generi diversi, età diverse naturalmente, formazioni diverse. In questo momento come vedi la letteratura degli scrittori siciliani, che non mi piace definire letteratura siciliana perché a tutti gli effetti è una letteratura italiana, europea, anzi direi appunto come nella migliore tradizione di tanti scrittori che abbiamo citato fin qui. Tra i contemporanei c'è qualcuno che leggi, che ti piace o vedi una divisione in particolare di generi? Ma allora ancora una volta ti dico che la divisione e i generi possono essere solamente fruttuosi nel momento in cui uno si accosta con la volontà di leggere non il genere ma un buon libro. Ecco, quindi per me questo è fondamentale. Io ho persone che stimo profondamente tra gli autori siciliani, ci sono persone cui sono legata anche da un rapporto di amicizia, ma non solo. E ci sono proprio autori e autrici che io ritengo che siano delle voci fortissime nel panorama italiano, nella loro interezza. Ora, davvero, io mi trovo in difficoltà nel fare nomi non per vigliaccheria,
Ma proprio perché sono tanti. E anche perché farne alcuni significa dimenticarsene degli altri, Esatto. no? Quindi non ti chiedo nomi, però proprio se vuoi dirci qualcosa su cosa sta succedendo dal tuo punto di vista in Sicilia. Ma penso che ci si stia prendendo di coraggio, fondamentalmente. Se da una parte autori e autrici si prendono di coraggio, prendono anima, imparano a guardarsi attorno, a raccontare le storie del territorio, dall'altra parte ci si è resi conto, dallo stretto in su, che le storie della Sicilia non sono necessariamente storie di mafia, che non c'è bisogno della lupara, che non c'è bisogno di avere l'inseguimento con 25.000 pallottole di Kalashnikov che ti vengono sparate come se fossero popcorn, voglio dire, dico, c'è anche questo, ci sono anche questo tipo di storie. Io penso davvero a una serie di storie che stanno nascendo per ora, anche lontane dalla Sicilia. Ci sono appunto, c'è una collega che mi ha parlato di una storia molto particolare, di cui appunto per correttezza non faccio il nome. C'è una nostra comune amica, Francesca Maccani. Abbiamo citata una, esatto, una a caso, però Francesca andava citata. Assolutamente, che non è soltanto un'insegnante, una collega con cui abbiamo appunto fatto il saggio, ma è anche una persona che un'altra di quelle che si sta mettendo alla prova per raccontare una storia che a mio avviso ha tutti i numeri per poter raccontare ancora una volta un pezzo di Sicilia che manca, e attraverso un pezzo di Sicilia che manca raccontare la storia delle donne della Sicilia. Quindi penso a Maria Attanasio, che di donne, Dio mio, ne ha parlato, ne ha detto veramente ogni bene, con coraggio, con grandissima lucidità. Penso, a questo punto i nomi li faccio, dai, penso a Evelina Sant'Angelo, con il suo impegno civile, con la sua voglia di raccontare anche il mondo attuale così per com'è. Dico, davvero possiamo parlare di tante personalità, di tante figure che oggi più che mai provano a raccontare la Sicilia in una maniera differente, che non passa necessariamente attraverso la malavita, ma passa attraverso la storia, le storie, passa attraverso una sempre crescente fiducia nella propria scrittura. Quindi pensato al tuo libro, a proposito, che appunto sei tu? Ho detto presenti esclusi. No, vabbè. Lei sta facendo un libro bellissimo, sappiatelo. E allora io subito vado all'ultimissima domanda che non riguarda voi. Sto per consegnarvi Stefania perché possa firmarvi e autografarvi il libro, il vostro libro, quello che vorrete regalare, eccetera. Però io purtroppo prima devo farle una domanda perché ho un conto in sospeso da più di 1 anno e mezzo. Stefania, me lo firmi questo libro? È la prima copia della prima edizione. Okay. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.